Io cercherò di restare all'interno del seminato storico, perché di mestiere faccio questo. Ovviamente mi interessa molto anche il lato politico, ma siccome faccio politica ormai ogni giorno, questa sera voglio ritagliarmi una piccola autonomia e tornare a fare lo storico e cercare di chiarire come nel nostro paese il revisionismo storico in qualche modo è nato, come si è sviluppato e come ha condizionato anche le scelte della politica. E come la politica abbia utilizzato, in una parola, il passato del Novecento. Qui non farò un discorso, quando parlo di revisionismo, non parlo solo di revisionismo rispetto al fascismo o rispetto alla resistenza, parlo di revisionismo tout court. Parlo anche di revisionismo rispetto alla storia della Repubblica. Però che cos'è il revisionismo storico? Perché è di questo che stiamo parlando. Prima giustamente Luca De Marco ha ricordato la necessità comunque di rivedere la storia, di riscriverla, perché ogni storico che si rispetti è tenuto per deontologia professionale a confrontarsi con le tesi precedenti, a consultare le fonti, a dare una sua interpretazione del passato. Io ripeto spesso che lo storico non è né un giudice né un notaio, quindi lo storico non deve giudicare o dare sentenze, ma non deve essere neanche semplicemente uno che passa le carte e che studia gli avvenimenti senza dare un'interpretazione. Cioè, lo storico ha il compito di dare un quadro interpretativo che dopo può essere condiviso o meno, basandosi sui fatti e quindi facendo riferimento alle fonti. Le fonti possono essere le fonti archivistiche, possono essere le fonti orali. Uno dei problemi che gli storici contemporanei hanno nello studio del fascismo e soprattutto della resistenza è il fatto di confrontarsi con le fonti orali di una parte e dell'altra. Per uno storico le fonti orali paradossalmente sono un problema, per me non lo sono, ma c'è chi nel mio campo pensa che il testimone sia un problema. È uscito un libro molto bello recentemente di David Bidussa intitolato Dopo l'ultimo testimone, ed è un libro in cui si fa una riflessione sulla memoria, perché noi dobbiamo, quando parliamo di revisionismo storico, dobbiamo parlare anche di memoria. Ebbene, io credo che la memoria non sia neutra. La memoria è una cosa, è un meccanismo delicato, non è neutro, è quasi sempre una memoria di parte. Io rivendico il fatto che queste memorie, quando si parla di memoria condivisa, sì, sarebbe bello avere una memoria condivisa, ma le storie sono state diverse. Sono state diverse. E quindi forse è anche giusto che queste memorie rimangano divise. Anche perché forse ci sarebbe più onestà intellettuale da una parte e dall'altra. Non siamo purtroppo un paese in cui si può parlare, anche a distanza di oltre 60 anni, di una memoria condivisa, perché non saremo in buona fede. Da dove nasce il revisionismo storico in Italia? Premesso che tutti gli storici fanno revisionismo, nel senso che cercano di rimettere in discussione le tesi di altri storici, il revisionismo storico in Italia nasce negli anni '80. In realtà c'è uno storico molto importante che già dalla metà degli anni '70, per la verità, Renzo De Felice, uno dei maggiori storici italiani, uno dei maggiori studiosi del fascismo, aveva cominciato a rivedere, a riscrivere o a scrivere la storia del fascismo. Quando si parla di revisionismo storico, di solito gli storici fanno riferimento a un dibattito molto importante, di cui si è avuto un eco anche in Italia, un dibattito però sorto in Germania. In Germania verso la metà degli anni '80, in particolare nel 1986.
era accaduto che uno storico tedesco, consigliere di Helmut Kohl, quindi cancelliere tedesco, siamo ancora nel 1986, quindi esiste ancora la Repubblica Federale Tedesca, il nome è Michael Sturmer. Questo storico, piuttosto noto in Germania ma sconosciuto all'estero, aveva pubblicato un articolo intitolato La storia del paese senza storia. La storia del paese senza storia. Che cosa vuol dire questo titolo? E che cosa scriveva Sturmer in questo articolo? Sturmer faceva una riflessione su quello che era stato il passato della Germania e in particolare quello che lui definiva la parentesi del nazismo. Usa il termine parentesi. Ora, questo termine, se noi ci pensiamo bene, non è nuovo nella storiografia, perché l'aveva utilizzato molti anni prima di Sturmer, l'aveva utilizzato anche un certo Benedetto Croce in Italia, riferendosi al fascismo. Croce parlava del fascismo come malattia morale, come parentesi nella storia della libertà. Quindi la parentesi 22, 43, 45 era solo appunto una parentesi, un segmento della storia del Novecento. Quindi Croce aveva individuato una malattia morale nella storia d'Italia e nella storia d'Europa e poi la libertà, il liberalismo, o se vogliamo dal nostro punto di vista la democrazia, aveva ripreso il suo corso. Sturmer però scrive queste cose molti anni dopo Benedetto Croce e Sturmer lo fa per un motivo molto semplice: per riunire le due Germanie bisogna rimuovere il nazismo, bisogna rimuovere questa pagina, una delle pagine più tragiche, se non la più tragica del Novecento, e bisogna farlo a livello politico, cioè bisogna riscrivere la storia. Ora, la coscienza nazionale tedesca aveva ovviamente un problema con il nazismo, molto forte, ce l'ha anche attualmente, non solamente la storiografia, ma se pensiamo a tutta la letteratura, l'ultimo caso, quello di Günter Grass ad esempio, no? Che l'anno scorso si è saputo, no? della sua militanza, anche se marginale, ma comunque il passato nazista è un problema ancora per la coscienza collettiva tedesca. E lo abbiamo visto recentemente, anche nei giorni scorsi, con le prese di posizione di Angela Merkel rispetto al negazionismo. Quindi questo costituisce un problema e per fortuna costituisce un problema, cosa che in Italia assolutamente non esiste. Non esiste a livello politico, questo non faccio tanta differenza tra destra e sinistra, perché anche il centro-sinistra ha le sue responsabilità. Cioè noi abbiamo bisogno del passato, ma non del passato così com'è, così è come è stato studiato, ma del passato che può essere manipolato per creare il consenso nel presente. Un po' la storia di Orwell più volte citata. Ecco, questa idea di controllare il passato per guidare il presente, o di riscrivere il passato per guidare il presente, è una cosa che non appartiene solamente alla Germania. Appartiene anche alla Francia, appartiene anche alla Spagna, appartiene anche all'Italia.